Avanzano molto lentamente i lavori della Pedemontana Veneta, il più grande cantiere d'Italia con un costo previsto di poco più di 2 miliardi di euro. Una superstrada lunga 95 km, destinata a collegare le province di Vicenza e Treviso, un'opera parzialmente finanziata. Finora infatti solo un terzo dei lavori è stato coperto dallo Stato. Era il 1990 quando l'asse est-ovest è stato inserito nel piano regionale dei trasporti. Ci sono voluti poi altri 16 anni per arrivare all'approvazione di un progetto preliminare e ancora 5 per l'inizio dei lavori nel 2011, la conclusione è invece attesa per il 2018. Rimangono i timori sulla finanziabilità dell'opera, dato che manca all'appello circa 1,5 miliardi di euro. Sono altri poi i progetti di viabilità da realizzare in regione, nati dalle esigenze segnalate dai territori. Tra queste il passante Alpe Adria nel Bellunese, la nuova Valsugana nel Vicentino, la Nogara Mare nel Veronese, la statale 10 Padana inferiore nella Bassa Padovana, il grande raccordo anulare di Padova ed infine l'importante Via del Mare che porta a Jesolo. Eccoci qua. Quante cose ci sono da fare in Veneto? Intanto complimenti per i servizi, posso dirlo? Certo, la ringrazio. Guardi, la Pedemontana, come dite voi nel servizio, è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. A me spiace leggere, ci sono spesso polemiche che sono volutamente date ai cittadini per far capire che tutti rubano, che tutti... Allora, ad esempio una delle polemiche, no? Doveva costare poco più di 1 miliardo di euro, adesso costa 2 miliardi e 3. Sì, cioè io sotto il divano non so, sotto il materasso, premesso certo. che io non ero neanche in regione quando si è fatta l'aggiudicazione della gara, e voglio anche ricordare che l'azienda che ha vinto vince anche in funzione di una sentenza del tribunale, cioè proprio sul trasparente al massimo. Però vorrei dire una cosa, che quei costi sono lievitati proprio per le osservazioni fatte dal mondo ambientalista, dai comuni. Questa qui, che doveva essere una strada, un nastro d'asfalto sul piano campagna, per il 70% è diventata una strada in trincea. Cioè si scava in modo tale che non si veda, perché l'impatto visivo era una delle richieste dei comuni. Certo. Oggi si fa polemica sui 64 milioni di ghiaia che viene scavata, che doveva essere un business, non è un business. Cioè, non è che era un business, non è un business. Cioè, se i sindaci dicono vogliamo che non si veda nel mio tratto comunale, voglio ricordare che attraversa 35 comuni, 95 km e 16 caselli. Allora, quali sono le condizioni oggi? Allora, l'infrastruttura, se non ha arresti, si conclude nel giro di 2 anni e mezzo, 3. Finita. Stiamo parlando, tanto è vero che voi stessi, nel proiettare le immagini dall'alto, cioè, fate leggere ormai il tracciato, cioè, certo. Quindi non è vero che non si lavora, eccetera. Ci sono dei problemi perché il closing finanziario, cioè l'azienda che c'è dentro, deve portare il suo finanziamento che è di 1,6 miliardi, perché lo Stato mette 600 milioni di euro. Allora, proprio per questo motivo ci sono tutta una serie di attività che si stanno facendo. Noi come concedente, il governo come vigilante, e siamo in perfetta sintonia col governo qui, lo posso dire, il concessionario che è quello che ha vinto l'appalto, cioè colui che poi andrà a gestire, e un po' tutte le realtà, Cassa Depositi e Prestiti, Ministero delle Finanze, ANAC, quindi l'anticorruzione, insomma un po' tutti, perché si sistemi da un punto di vista tecnico e giuridico alcuni aspetti dei contratti e delle attività che si devono fare per tentare di sbloccare quest'opera e dare via, ma non sbloccare il cantiere, di fare in modo che arrivi sta dotazione finanziaria in maniera tale che ci sia la tranquillità fino alla fine. Le altre opere che abbiamo visto? Guardi, la strada regionale 10 la portiamo avanti con dei finanziamenti pluriennali. La nuova Valsugana? La nuova Valsugana, oggi noi non decidiamo nulla, anche perché vogliamo vedere e capire cosa accade. Primo, rispetto al prolungamento verso nord della Valdastico. 2, cercare di chiudere un piano con ANAS per capire se vogliono investire su questa infrastruttura oppure no. E quella superstrada, la Via del Mare, chiamata Via del Mare, che va da Cavallino, se lo spiego, che collega la 4 al litorale di Cavallino a Jesolo, il promotore Strada del Mare SRL e Mantovani con operatori immobiliari, il costo di 200 milioni di euro. Sì, guardi, premetto una roba, queste sono strade che costano 0 alla regione, perché sono tutte in concessione
le fa il privato, se le deve pagare poi incassa il pedaggio. No, perché anche qui, allora, a parte la strada della regione 10 dove c'è un contributo, non mi ricordo più, forse di 30 milioni di euro, ma ad esempio la via del mare non ha contributi e anche la Valsugana non ha contributi. C'è poi anche il raccordo anulare di Padova. Le tangenziali venete, il GRA e tutte queste robe che non hanno contributi, nel senso che il privato si fa l'opera e incassa, cioè viene remunerato dai pedaggi. Certo. Però al di là di questo, a me interessa dire che noi abbiamo tutte queste infrastrutture, io ho voluto che fossero oggetto di valutazione seria, perché io arrivo nel 2010, molte sono infrastrutture vecchie come progettazione, come ideazione, sono project financing, e quindi ho fatto innanzitutto approvare la prima legge che ho approvato nel 2015 con la mia rielezione è stata quella sui progetti di finanza, e ho chiesto a una commissione autorevole che li valuti, ci dica quali possono andare avanti, quali sono da restare, cioè da non far più progredire. Va bene, speriamo così che queste società riescano a costruire anche delle nuove strutture per quanto riguarda il Veneto. Domani arriva il Premier qui a Padova, arriva domani sera, avrà un congresso in fiera con il Ho letto, sì. Poi è stato invitato, ci sarà? No, perché immagino sia un'uscita, diciamo, di campagna elettorale o parapolitica. Sì, no, ma però il giorno dopo, sì, ho capito. Cioè, venerdì mattina all'università... Io leggo i giornali, guardi, quando una visita è ufficiale, cioè, c'è un linguaggio, lo dico anche per i cittadini, non sono indignato, anzi, peraltro il 28 sono anche via, però vorrei dire una roba, quando c'è una visita ufficiale, glielo dico anche da ex ministro, c'è tutta una catena di trasmissione che parte da Palazzo Chigi, avvisa la prefettura oppure fa direttamente Palazzo Chigi, fa gli inviti ufficiali come si conviene, certo. Nel senso, quindi cioè, inutile, è una roba normale, cioè un premier o un ministro ci può venire per fare campagna elettorale, poi ci può agganciare qualcosa. Però al di là della campagna elettorale capisco, però il venerdì mattina alle 9:30 all'università, dove incontra tutti i geni scappati dall'Italia, allora pensavo che il governatore fosse presente. Nel senso che sono robe che si sono organizzati, cioè il rettore mi ha detto che c'è sta roba, però immagino che siano tutte attività che si sono organizzate. Che sono collegate fra di loro. Va bene, andiamo in pubblicità, poi avremo l'ultima parte, parleremo di referendum e anche del lavoro dei giovani per quanto riguarda in Veneto tra poco.